Ciao, benvenuti a questa bellissima serata in questo posto magnifico, il Fitzcarraldo. È veramente bellissimo essere qua in un posto così veramente fatto per fare questa cosa qua. È un posto in cui la musica ci circonda letteralmente, anche visivamente e acusticamente. Perciò questa sera è una serata interessante perché vi farò questo piccolo excursus nella carriera dei Beatles. Sicuramente tutti sapete chi sono i Beatles, li conoscete, ma magari questa sera conoscerete delle canzoni che non avete mai sentito, sentirete qualche aneddoto, qualche cosina che ho da dire insieme alla musica dei Beatles suonata in una maniera un po' particolare, come potete vedere. E niente, io sono partito dalla prima canzone del primo disco dei Beatles, la canzone che apriva proprio la loro carriera discografica a 33 giri. È un pezzo importante. I Beatles, qui stiamo parlando dei Beatles dell'inizio, quelli che tutti conoscete con il loro caschetto, i vestiti, il sorriso. Perciò partiamo subito con un'altra canzone sempre del primissimo periodo dei Beatles, che è All My Loving, e fa così. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. I pretend that I'm kissing the leaves and I'm missing, and all of my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'm missing. Tomorrow my kissing. Remember my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day, and I sing all my loving to you. All my loving, darling, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, ooh, all my loving, darling, I'll be true. Grazie, ho fatto anche l'inchino come facevano i Beatles dal vivo, ecco. Bene, io direi che questo spettacolo sarà molto improntato sulla fase, quella appunto un po' meno conosciuta dei Beatles, e allora la fase iniziale della loro carriera verrà un po', se permettete, un po' leggermente liquidata, se mi concedete il termine, o veramente bonariamente, perché le prime canzoni, She Loves You, quelle lì sono quelle che magari tutti avete già sentito in qualche modo. E mentre invece è molto bello soffermarsi su quello che è stato il loro excursus della carriera. Le prime cose particolari che sono state, diciamo, che hanno incominciato a cambiare nel loro pattern creativo. Nei primi 3 anni i Beatles hanno fatto queste famose canzoni, in cui c'è anche Yesterday, ci sono anche canzoni più popolari. Incominciarono a sperimentare un po'. Prima con le parole, grazie al loro incontro con Bob Dylan nel 65, i Beatles rimasero fulminati dalla scrittura di Bob Dylan, soprattutto nei testi. E questa cosa si può sentire già in una canzone come Help, questa canzone qua che nel pieno della Beatlesmania, con le loro facce sorridenti, la loro immagine bonaria, già facevano intravedere delle crepe in quello che erano le loro personalità. E in questo caso John Lennon, che era forse quello più tormentato dei Beatles, incominciò a far vedere la propria
debolezza al pubblico, che era una cosa strana per l'epoca, perché negli anni 60 tutti dovevano trasmettere un'immagine di felicità e di sicurezza, e perciò una canzone che tra l'altro fu anche il motivo conduttore del loro secondo film che finì nei cinema. Una canzone come Help ha una grande importanza, perciò adesso ve la faccio sentire, questa comunque la conoscete, fa così. I need somebody, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now I'm not so self-assured. Now I find I change my mind, I open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please me, help me? And now my life is changing on so many ways. My independence seems to vanish in the haze. And every now and then I feel so insecure. Now I find I need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please me, help me? When I was younger, so much younger than today, never needed anybody's help me anyway. But now and then I feel not so self-assured. Now I find I need you like I never done before. Help me get my feet back on the ground. And I do appreciate you being around. Get me back my feet back on the ground. Won't you please me, help me, help me, help me. Grazie. Bene, questa parabola, diciamo, di cambiamenti sfocia nel disco che forse è stato il primo vero disco particolare dei Beatles, uscito nel 65, subito dopo questo famoso film Help. Uscì questo disco che fu un disco molto di svolta, e tra l'altro ha fatto proprio quest'anno, poco fa, è uscito, è stato ripubblicato perché ha compiuto la bellezza di 50 anni, mi sembra, sì, è del 65, perciò immagino, no, forse, no, quanti sono? 65, 40, 50, 60 anni, perciò insomma è anche stiamo parlando comunque di musica di 60 anni fa, perciò è come se stessimo veramente tributando ormai musica classica. E sempre a proposito di sperimentazioni, con questa canzone che vi suono adesso, che è Norwegian Wood, i Beatles incominciarono ad attingere anche da altre culture, nello specifico dalla cultura dell'India, che comunque c'era un forte legame con l'Inghilterra, ovviamente essendo colonia all'epoca, o comunque si stavano già smarcando, però c'era una forte influenza della musica indiana, e perciò, e anche nel testo ci sono sempre figure di immagini veramente molto strane per l'epoca, questo testo che allude a un tradimento, però in maniera veramente molto particolare. E questa si chiama Norwegian Wood e fa così. She once said me, she showed
Grazie, ok. Con la prossima canzone invece voglio un po' uscire dal racconto dei Beatles e entrare in più nella mia sfera personale, perché la prossima canzone è una canzone che è molto per me sentita in questi giorni, visto che sono qua con una macchina di cortesia, perché la mia povera macchina, la mia povera autovettura mi ha lasciato al rientro dalla Sicilia. Eroica, il cambio ha tenuto fino a Firenze, poi da Firenze la quinta non entrava più, ho detto aia, andava solo la quarta, mi sono fatto tutto Firenze-Brescia in quarta, sfidando la sorte con le gallerie che ci sono sulla 1, insomma, ho sfidato la sorte e la mia povera macchinetta dopo 300.000 chilometri, che non sono tanti per un diesel, mi ha lasciato a piedi. Perciò questa canzone è dedicata alla mia vecchia macchina e alla mia prossima macchina che andrò a prendere fra un paio di giorni, e questa infatti si chiama Drive My Car e fa così. Grazie! Fantastico, aspetta, mi è volato via un plettro, me ne è rimasto soltanto uno. Datemi un secondo.
veramente è caduto in un posto facilmente raggiungibile, perché ho finito i pletti, ce ne ho soltanto 2 e se casca ragazzi, no, ma no, è che uso solo proprio questi qua, se no spacco tutte le corde. Bene, ok, il nostro racconto continua e adesso veramente ci fu un grande cambiamento, un grande shock per i Beatles. I Beatles smettono di punto in bianco di suonare dal vivo. Non fanno più concerti perché sono stufi del pubblico che urla, perché loro avevano questo pubblico di ragazzine urlanti e loro praticamente non si sentivano. Gli impianti di amplificazione negli anni 60 non erano fatti apposta per suonare negli stadi. Suonare negli stadi con degli amplificatorini davanti a 80.000 ragazzine strillanti era praticamente diventata un'impresa più che frustrante, era una cosa impossibile. E in più loro erano stufi di essere rincorsi letteralmente qua e là, di viaggiare come dei pazzi. Dissero: ma perché non portiamo in giro i dischi? Invece di fare i concerti noi facciamo i dischi e i dischi diventano la cosa che veicola la nostra presenza, cioè nelle case delle persone arriva la musica tramite solo i dischi e questa cosa gli permise di sperimentare veramente tanto con le sonorità, perché non erano più vincolati dal fatto di suonare le canzoni con i loro strumenti, cioè John Lennon, George Harrison con le loro chitarre elettriche, Paul McCartney col basso e Ringo Starr con la batteria sui palchi. Loro potevano permettersi adesso di suonare il sitar, di suonare strumenti strani, come per esempio lo strumento che traina questa canzone che vi suonerò adesso, che forse è una delle mie canzoni preferite dei Beatles, che fu il singolo che inaugurò il 67, questo anno pazzesco per la psichedelia londinese. Intanto in Inghilterra stava cambiando tutto, non c'erano più i Beatles, incominciavano ad arrivare i primi cappelloni, incominciavano ad arrivare il vento delle contestazioni che poi sarebbero sfociati nel marasma del 68. Però questa canzone un po' contiene questi semi ed è una canzone molto particolare perché viene introdotta proprio da questo strumento che era uno strumento nuovissimo, qualcosa di mai sentito prima, che si chiamava Mellotron, e questo strumento era uno strumento a tastiera che sotto ogni tasto era collegato un nastro, pensate un nastro magnetico che riproduceva un suono di uno strumento vero, era una cosa veramente avveniristica. E l'intro di tastiera di questa canzone, che adesso vi faccio sentire, che è Strawberry Fields Forever, ha proprio come protagonista questo strumento che sentirete adesso riprodotto tramite il computer ovviamente, però i campioni sono proprio quelli di un Mellotron vero, perciò sentirete questo suono che magari avete già sentito, che fa così. About
Grazie. Bene, il 67, scusate, è un anno veramente cruciale per i Beatles perché pubblicarono quello che fu un po' il loro manifesto di questa filosofia di essere in studio e di far musica senza schemi, con la libertà assoluta di poter sperimentare veramente con i suoni, di poter appunto non usare i schemi, di uscire proprio dagli schemi. E il disco infatti più rappresentativo è proprio l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67, questo disco dove ci sono loro quattro con le loro divise, con tutti i loro personaggi preferiti. C'erano Stanley Olio, c'erano Charlie Chaplin, Albert Einstein, Muhammad Ali, c'erano un sacco di personaggi di qualsiasi, di Marilyn Monroe, che arrivavano da tutti i tipi che rappresentavano le loro contaminazioni, quelli che loro sentivano i loro idoli e le loro influenze. E in questo caleidoscopio i Beatles chiusero questo album in studio famosissimo con questa canzone che era A Day in the Life, che è una specie di mini suite in cui loro misero insieme veramente quello che era la musica dodecafonica, la musica sperimentale di Stockhausen mischiata al folk inglese, veramente una cosa veramente che non si era mai sentita prima, con un'orchestra enorme in cui tutti i musicisti suonavano note a caso, cioè era una cosa assolutamente fuori da qualsiasi schema. E questa canzone si chiama A Day in the Life, è la canzone che chiude il disco, fa così. I written you today, oh boy, a lucky man who made you great, and for the news was read and said, well I just had to look, I saw the photograph.
Grazie. Questa era difficile da rendere, un po' complicata perché aveva veramente tanti elementi e anche perché qua sto gestendo tutto live, non ci sono cose preregistrate, il basso lo faccio con la chitarra, così la chitarra ha il suo suono, così qua ci sono le tastiere, qua c'è la batteria, è tutto veramente in presa diretta. E bene, adesso in questo momento i Beatles avevano questo manager che è stato molto importante per loro, che era Brian Epstein. E Brian Epstein purtroppo verso la fine del 67 fece una decisione drastica, aveva un sacco di problemi personali, era omosessuale in un'epoca in cui essere omosessuali era veramente contro la legge, se lo si scopriva sarebbe stato finito in galera probabilmente. Era, forse si dice, segretamente innamorato di John Lennon, ovviamente non ricambiato, anzi lui si dice che l'avesse anche un po' preso in giro, e forse anche illuso da tutte queste cose, purtroppo decise di togliersi la vita nel giugno-luglio del 67 e i Beatles rimasero orfani di una figura molto importante per loro, perché il loro manager era stato quello che li aveva portati a successo dal nulla e aveva permesso a loro di riuscire a ottenere dei risultati pazzeschi, anche dandogli qualche consiglio molto importante per il look, consigliandogli su questo look molto, anche un po' paraculo, permettetemelo, all'inizio. Però più passava il tempo, più loro volevano ovviamente smarcarsi, libellarsi da questa figura un po' ovviamente paterna. Però nel momento in cui lui sparì, purtroppo, i Beatles ebbero la loro prima vera crisi di identità. Infatti il primo progetto che fecero dopo la morte di Brian Epstein fu questo film per la televisione, Magical Mystery Tour, che risultò essere un flop sotto vari punti di vista, sia perché il film era veramente sconclusionato, è un film che visto oggi è veramente una cosa che sembra un episodio di Banana Split in acido, è veramente una cosa tremenda. Le musiche però erano molto belle in questo disco, tant'è vero che c'è un capolavoro come la canzone I'm the Worldless, che è un pezzo veramente molto strano, dove John Lennon dice di essere questo tricheco, il testo completamente nonsense, però ha delle immagini talmente strampalate che diventa quasi una poesia, e ve la faccio sentire, questa fa così.
Grazie, grazie. Benissimo, ok. La prossima, che adesso i Beatles entrano in questa fase appunto di un po' di anarchia, perché sono senza direzioni, fanno questo disco iconico con la copertina bianca, The Beatles, chiamato semplicemente, veramente in maniera francescana, The Beatles, senza, anzi addirittura col titolo in rilievo, che non è neanche, proprio il disco è bianco, c'è solo il nome The Beatles in rilievo, scritto molto piccolo. E in questo disco i Beatles per la prima volta lavorarono ognuno separato dall'altro. Cioè in molte canzoni addirittura Paul McCartney suonava tutti gli strumenti, in un'altra John Lennon era in studio con la chitarra a fare una canzone per i fatti suoi, e perciò per la prima volta i favolosi quattro, che erano sempre visti come un'unità, si separarono, si disgregarono per la prima volta e fecero questo disco veramente pieno di idee, pieno a volte anche fino all'eccesso, tanto è vero che fu un doppio album, un album doppio, che era una cosa che raramente si vedeva all'epoca. Avevano talmente tante canzoni che decisero di buttare tutto dentro senza fare scelte, tanto è vero che ci sono anche delle canzoni veramente assurde come Revolution 9, dove John Lennon, che aveva appena conosciuto Yoko Ono, che fu anche un'influenza molto forte anche per la rottura dei Beatles, faceva delle cose veramente folli. E in questo disco per la prima volta George Harrison, che era un po' quello più schivo del gruppo, Ringo Starr era quello un pochino più allegro, più quello che andava d'accordo con tutti, John Lennon ovviamente quello più fumantino, quello più che voleva comandare, e Paul McCartney quello con più idee, con più voglia di fare. Gli altri un po' gli stavano, cioè, venivano trainati dal suo entusiasmo, cosa che dopo diventò un problema. Però andiamo a gradi. George Harrison propose questa canzone, però c'era un momento di impasse con la chitarra. Diceva, qui ci vorrebbe un chitarrista che suona bene, no? E George Harrison disse, ma sai che ti dico? Io chiamo un mio amico, conosco un ragazzo qua che suona la chitarra abbastanza bene, un certo Eric Clapton. E segretamente, perché all'epoca non si poteva, con le case discografiche avrebbero fatto un casino, George Harrison portò il suo amico Eric Clapton in studio e fecero questa canzone While My Guitar Gently Weeps col suo assolo di chitarra non dichiarato. Si venne a sapere soltanto anni dopo che c'era lui, anche perché lui non voleva che io non voglio che sembrare la prima donna. Lui arrivò in studio con la sua chitarra, fece un assolo pazzesco e se ne andò via, e ci rimane questa canzone che è fantastica, che fa così.
Benissimo, ok. Spero di non dilungarmi troppo a questo spettacolo perché le canzoni sono tante, per me sono anche molto belle, sono molto legato a queste canzoni. E sempre nel White Album, John Lennon fu influenzato dalla scena del rock blues, appunto c'era Eric Clapton in studio con loro, la scena, c'era stato questo ritorno di fiamma del blues, il blues però reinterpretato appunto dagli inglesi, perciò con il loro modo di fare un pochino più secco, meno morbido. In Inghilterra spopolavano all'epoca, erano appena usciti i Fleetwood Mac, che era questo gruppo che poi diventarono invece un gruppo pop, con canzoni quando si trasferirono in America, arrivò Stevie Nicks, ma all'inizio erano un gruppo blues, proprio facevano veramente blues, erano quasi al limite della copia della musica degli afroamericani. Perciò c'era stato questo grande ritorno del rock blues, e tanto è vero che John Lennon se ne innamorò, dice questo genere musicale mi piace tantissimo, mi piacerebbe fare una canzone, però lui era anche uno molto gli piaceva anche fare ironia, perciò fece questa canzone che era un po' una parodia in realtà del rock blues, e andava proprio anche a citare un po', la suonò poi invece per una delle poche volte che la suonò dal vivo fu durante uno spettacolo che fece con i Rolling Stones, uno spettacolo televisivo che poi non fu mai trasmesso ma fu ripubblicato anni dopo, con un super gruppo che erano i Dirty Mac, in cui c'erano Keith Richards al basso, Eric Clapton alla chitarra, il batterista di Jimi Hendrix alla batteria, e appunto si inventò questo nomignolo Dirty Mac perché voleva un po' anche fare la parodia dei Fleetwood Mac, però questa canzone appunto, torniamo ai Beatles, è una canzone che si chiama Year Blues e fa così. Yes, I'm lonely. So
Yeah Blues. Grazie, grazie. A questo punto i Beatles fanno il loro ultimo film, perché loro contrattualmente dovevano fare un tot di film. E allora, memori del loro stratagemma di aver portato, invece di andare in tour, aver portato in giro i dischi, dissero: ma perché invece di fare un film non facciamo un film a cartoni animati? Così magari non dobbiamo neanche più recitare. E allora fecero questo cartone animato, che ovviamente tutti si ricorderanno la canzone che trainava il cartone animato, che era Yellow Submarine. Ma all'interno di questa colonna sonora c'era un pezzo rock che a me piace molto suonare, che è Hey Bulldog, e fa così. Grazie. Ok, a questo punto entriamo in un punto della storia in cui ci fu quasi praticamente la rottura definitiva dei Beatles, e questa cosa è stata anche documentata con una troupe televisiva, una troupe cinematografica che riprendeva tutte le fasi di questo disastro. I Beatles inizio del 69 decisero: quale sarà la nostra prossima mossa? Cosa potremmo fare? Abbiamo sperimentato, abbiamo fatto questi dischi con l'orchestra da 120 elementi, abbiamo messo strumenti impossibili, abbiamo provato qualsiasi cosa. Perché non torniamo alle origini? Facciamo un disco come facevamo una volta, tutto noi quattro che suoniamo come quando abbiamo iniziato, come quando suonavamo nel Cavern a Liverpool. Dai, bello, dai, chiamiamo magari una troupe televisiva, una troupe di videocamere che riprende il processo di noi che scriviamo le canzoni, che le suoniamo insieme, che ci divertiamo. Sulla carta sembrava una bella idea, il problema è che il gruppo si stava sfaldando. Pian piano avevano incominciato a entrare
presenze strane, Yoko Ono che si era messa con John Lennon. John Lennon era disinteressato, c'era anche un problema di sostanza perché John Lennon stava facendo utilizzo di eroina all'epoca e allora non era molto lì di testa e perciò quello che potete vedere nel film che è uscito qualche anno fa, Get Back, che Get Back era proprio il titolo di quello che doveva essere il film, Get Back, torniamo come eravamo prima, ma purtroppo ormai loro erano cresciuti, le loro vite erano cambiate e perciò fecero questo tentativo che poi naufragò, anche se comunque erano talmente grandi, avevano delle canzoni talmente belle che da un disco come questo uscirono capolavori come Let It Be, per esempio, che è una canzone che tutti conosciamo. Però ecco, è stato un po' il disco della discordia ed è famoso soprattutto perché durante questo fu l'ultimo concerto che fecero insieme in pubblico, anche se non erano visibili perché stavano in cima a un tetto e si esibirono i primi di dicembre, un freddo pazzesco col vento di Londra, immaginatevi all'ultimo piano sul tetto a suonare all'aperto la mattina e suonarono questa canzone che tra altri, insieme a altre, fecero 5-6 pezzi quella mattina e fecero questa canzone che poi fu pubblicata come singolo fuori da questo disco, però è uno dei grandi capolavori scritti da John Lennon, fa così. Questo si chiama Don't Let Me Down. Down. Grazie. Ok, non vi preoccupate, ci sono ancora qualche canzone, poi
poi ci saluteremo, però abbiamo ancora un po' di carne al fuoco, sperando di non essere troppo prolisso con i racconti, sperando che capiate anche qualcosa, perché io faccio sempre un po' fatica a esprimermi, perciò spero che stiate capiendo, state seguendo il racconto, perché non sono un attore, sono un musicista, già faccio un po' di cose qua sul palco. E a questo punto i Beatles appunto si ritrovano in studio, litigano, c'è nervosismo, non si trovano, e a questo punto George Harrison ebbe l'idea di dire: ma perché non chiamiamo un nostro amico tastierista che abbiamo conosciuto ad Amburgo quando eravamo ragazzi, che all'epoca accompagnava Ray Charles, anzi no, accompagnava Little Richard, e Little Richard era il loro idolo, era appunto Billy Preston, questo musicista afroamericano che appunto si ritrovò una mattina con una chiamata: guarda, i Beatles ti stanno cercando. Ho detto: ah sì, forse è il caso che venga a fargli un salto. Lui entrò in studio e i Beatles di punto in bianco ritornarono, si diedero un po' un contegno, no? Dirò: oh, è arrivato lui, questo è uno di quelli bravi, dobbiamo comportarci bene. E per fortuna le cose un po' si riaggiustarono, riuscirono a mettere di nuovo insieme le canzoni, e perciò Billy Preston è l'unico che ebbe come credito su un disco dei Beatles il credito di The Beatles with Billy Preston, che era una cosa che non si sarebbe mai più ripetuta, e perciò vi faccio sentire una canzone di Billy Preston che capirete perché c'entra con i Beatles, perché il ritornello, diciamo, ricorda un'altra canzone dei Beatles che ci metterò insieme. Questa si chiama Will You Go Round in Circle. A song ain't got no melody, and I'm gonna sing to you, my friend. I got a song ain't got no melody, and I'm gonna sing to you, my friend. We go round in circles, if we fly like a bird up in the sky. We go round in circles, fly like a bird up in the sky. I got a song, ain't got no steps. I'm a line, the music moves me around. I got a song, ain't got no steps, baby. I will let the music moves me around. Here we go round in a circle. If we fly like a bird up in the sky, we'll go round in a circle, yes indeed. If we fly like a bird up in the sky. Oh, Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make and me. Won't find the money when you pay your rent. Only think your money rolls every cent. Friday night down without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday child is learning to be bootless. See how they're round. When you go round in a circle, if we fly like a bird up in the sky. Will you go round in a circle, yes indeed. If we fly like a bird up in the sky. Will you go round in a circle, yeah. If we fly like a bird up in the sky. Will you go round in a circle, yeah, yeah, yeah. If we fly like a bird up in the sky. Yeah. Grazie. Durante questo disco, durante questo disastro che fu Get Back / Let It Be, George Harrison addirittura a un certo punto lasciò il gruppo ed è tutto filmato, lo potete vedere nel film che è uscito. A un certo punto George si alza dopo che Paul McCartney gli aveva fatto delle osservazioni: no, non suonare la chitarra così, suonala come dico io. Lui
Ah sì, sai che ti dico, ecco, suonala direttamente tu, io vado, ragazzi, ci vediamo in giro nei club. E se n'è andato. E ci fu un problema perché era proprio uscito dal gruppo. E dopo ritornò, fu convinto da Lennon, no dai ritorna, no, andarono tutti a casa sua, cercarono di convincerlo e riuscirono e finirono un po' questo lavoro. E George Harrison scrisse una canzone proprio relativa a questo episodio, ma soprattutto rispetto a quello che era l'atmosfera in quei giorni nello studio, che si chiama I, Me, Mine, che parla proprio di io, no? Super ego, no? Come c'è scritto sulla mia cassa, che io, mio, me, è proprio il fatto di dire che c'erano molti egoismi in quel momento nel gruppo, e fece questa canzone che fa così. Grazie. Ok, questo George Harrison era rimasto un po' lì in disparte per quasi tutta la sua carriera con i Beatles. I Beatles erano fondamentalmente portati avanti da John Lennon e Paul McCartney, che erano due galli nello stesso pollaio. Inizialmente lavoravano insieme, scrivevano tutto insieme, tant'è vero che tutte le canzoni erano pubblicate a nome Lennon-McCartney. Non dipendesse anche se l'avesse scritta solo Paul o se l'avesse scritta solo John Lennon. E ovviamente con un duo di scrittori così, che avevano tirato fuori canzoni come Yesterday, le canzoni quelle più famose che vi potete immaginare. George Harrison iniziò più tardi a scrivere, perciò era anche un po' visto come il fratello minore che dice sì va bene dai, ok, intanto noi facci fare il lavoro dei grandi, tu sei piccolo, fai la tua cosa. E quando i Beatles entrarono in studio per registrare, dopo questo disastro che fu questo disco, che tra l'altro non riuscirono a portare a termine, lasciarono tutto lì così incompiuto e fu pubblicato dopo che registrarono il disco di cui sto parlando adesso, preso in mano messo insieme giusto per finirlo. Però i Beatles dissero ok, questo disco non è andato, riprendiamo a fare le cose come si deve, facciamo un disco bello e poi chiudiamola lì. E si chiusero in studio e George Harrison dice scusate, io ho la mia da dire, io ho delle canzoni da farvi sentire, e George Harrison tirò fuori
i pezzi più importanti di questo disco. Sto parlando ovviamente, l'album è Abbey Road, l'album dove loro attraversano la strada. Questo disco con un'altra copertina assolutamente minimale, perché loro erano semplicemente attraversavano le strade, le strisce pedonali davanti allo studio dove stavano registrando il disco, perciò era veramente la soluzione più lampante. Loro inizialmente volevano chiamarlo Everest e fare una foto loro in cima all'Everest. Ho detto no, guarda, facciamo una cosa, andiamo qua fuori nello studio, facciamo una foto di noi quattro vestiti così come siamo, tra l'altro senza neanche vestiti proprio normalmente, e facciamo una storia di noi che attraversiamo le strisce pedonali, cioè più semplice di così. E diciamo che la semplicità, come al solito, ha premiato. E George Harrison tirò fuori la canzone che apre il secondo lato di questo disco epico, tirò fuori una canzone più importante dell'altra, soprattutto questa qua che sicuramente avete già sentito, che si chiama Here Comes the Sun, e fa così. It's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's been like years since it's been here. Here comes the sun, indeed. Here comes the sun, I say it's alright. Grazie davvero. E insieme a questa canzone George Harrison tirò fuori un altro pezzo da 90, un'altra canzone incredibile che era Something, che è la canzone che è la seconda canzone del disco. Pensate, il disco si apre con Come Together e poi subito dopo c'è Something, e anzi no, c'è un'altra canzone prima, c'è Maxwell Silverhammer. La cosa particolare di questa canzone è che ovviamente George Harrison era frustrato dal fatto che Lennon e McCartney prendessero tutti i meriti. Loro erano famosi perché erano quelli che scrivevano le canzoni dei Beatles. A un certo punto Frank Sinatra sul palco del Madison Square Garden annuncia la canzone che sta per suonare. Ecco, adesso suonerò questa canzone che è la canzone più bella scritta da Lennon McCartney, è Something. Ma come? Porca miseria, l'unica canzone che ha scritto George Harrison la cantava Frank Sinatra, e là ovviamente dicendo che era una canzone di Lennon McCartney. Immaginatevi come si sarà sentito il povero George Harrison. Comunque ecco, questa si chiama Something e fa così.
Grazie, grazie. Ok, spero di avervi fatto passare una bella serata e avervi fatto sentire delle canzoni diverse, perché magari anche che se con i Beatles si casca sempre bene, sono sempre delle belle canzoni. E perciò io direi che ci salutiamo con la prossima canzone, che è la canzone che chiude il famoso disco Abbey Road. Questo gran finale era veramente inteso proprio come un gran finale, infatti parte con questa canzone che si chiama Golden Slumbers, poi c'è questo pezzo che si chiama Carry the Weight e finisce proprio con The End. Era proprio per dire ok, questa sarà la nostra chiusura, e infatti fecero le cose bene ed è un gran pezzo, e spero di avervi fatto passare una bella serata con appunto con un po' di buona musica. Questa si chiama Golden Slumbers. Once it was a way to get back homeward. Once it was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. Sing your lullaby. Golden slumbers in your eyes.
Grazie! Ne volete ancora una?
Grazie, ringrazio il Fitzcarraldo per avermi ospitato in questo bellissimo posto, veramente eccezionale. Vi ricordo che ho anche dei CD con le mie canzoni e ci sono anche un paio di cover dei Beatles che ho suonato questa sera, perciò c'entrano con la serata, non sono un gadget casuale. Grazie a tutti, seguitemi sui miei social se volete. Ciao, a presto!